Ho detto tutto. Ho vuotato il peso che mi gravava sull'anima. Ho aperto il fondo dei miei pensieri e del mio cuore. Per giorni mi sono tormentato. La notte sono fuggito per le strade portandomi dentro una domanda che mi fa scoppiare. È come un coltello che mi ha trapassato. Non ho più pace. Non potevo più tenermelo dentro, dovevo dirlo a qualcuno. Perché a me solo è proibito quello che è concesso a tutti gli altri uomini? Amare. Chi è quel ragazzo? È tuo fratello Giovanni. Tuo fratello Giovanni che torna dai suoi studi in Bologna. Non dirmi che abbiamo avuto lo stesso padre, che Annabelle ed io siamo usciti tutti e due dallo stesso grembo. Sì, certo, abbiamo avuto lo stesso sangue perché un costante e unico amore ci ha generati. Non siamo appunto per questo motivo legati ancora di più l'uno all'altra dalla natura, dai vincoli del sangue e dalla ragione. Ma non è forse la stessa religione? Con le parole che tu ascolti e ripeti, dalla mattina alla sera, non è forse la stessa religione a dirci che siamo sempre una cosa sola, un'anima, una carne, un amore, un cuore, un tutto unico? Sta zitto! Ti vuoi dannare? Ma cosa ti è successo? Perché sei così cambiato? Fino a pochi mesi fa a Bologna eri sereno, tranquillo. Bologna era Bologna. Pochi mesi fa sono un'eternità fa. Cos'è questa pazzia? Ma è tua sorella. Lo sai cosa vuol dire? Mia sorella io non la conosco. Adesso conosco una donna. L'hai vista? Una divinità davanti alla quale devo inginocchiarmi. Ma perché una nomenclatura corrente? Come quella di chiamarsi fratello e sorella deve essere un ostacolo tra la mia eterna felicità e me, dimmelo. Ma tu stai bestemmiando.
Ascolta, Giovanni. Vattene a casa. Chiuditi subito a chiave nella tua camera. Buttati con la faccia a terra. Piangi. Soffri, torturati. Mentre io pregherò per te. Fa questo per 7 giorni. Poi, se è ancora dentro quest'inferno, torna da me. Lo farò. Ma se non servirà a niente, seguirò il mio destino come mio unico Dio. Questa è l'ombra di un uomo. È una creatura infelice, stravolta dal dolore. No, non è più mio fratello. Ma perché te la prendi tanto? Per un fratello che dà in smanie? Lui non è diverso dagli altri. Spasimerà per una che in 3 giorni dimenticherà. Ma se fosse la donna giusta, non si farebbe certo dimenticare. Ma sentitela questa. Ma come fa a capire se una donna è giusta per un uomo o no? Tu non capisci niente, non ti accorgi di niente. Nemmeno che ci sono uomini così, pretendenti tanti così, che ti sbavano dietro. Uno di questi giorni ti portano via mentre dormi con il letto e tutto. Spasimanti e proposte di matrimonio sono cose che non mi danno nessun piacere. E invece ti sbagli, perché questo è il tuo tempo. Hai una scelta che neanche la più gran signora d'Italia potrebbe avere. Io non ti capisco. Sei ricca, giovane, bella. Sei uno dei miglior partiti che ci sono.
Ma attenta, scegliti un marito che sia maschio. Maschio nudo e crudo. Perché solo così funzionano i matrimoni. Militari, quelli non te li consiglio. Tutti impestati. Di buono? Ce n'è 1 su 20. Se no, cara mia, ci vogliono miracoli e argani per farlo stare ritto. Te. Ma ce n'è uno che mi piace molto. Moltissimo, direi. E allora non fa per me. A te starebbe a pennello. È un giovane importante. Capisci che voglio dire? Importante. È nobile, ricco, il che conta molto. Bello, sano, anche questo conta. È maschio. Un uomo così ci vuole per il tuo letto. Ah sì? E come mai questo miracolo ancora nessuno se l'è preso? Scherza tu. Guarda che lui è l'uomo giusto per te. Mi ci gioco la testa. Lui, il signor Soranzo. Ma chi ti credi di essere diventato perché ora porti la tonaca? Io ti prendo lo stesso a calci in culo come facevo una volta. Attento a quello che dici, Soranzo. Questa veste non mi dà l'umiltà che ti fa comodo. Io ti spacco la testa! Hai imparato a rotare i denti, bravo! Ma per me sei e rimani il figlio dello stalliere. 4 volte t'ho mandato a chiamare, Eminenza. Perché non ti sei fatto vivo? Riceve al convento adesso. Capiti a proposito, Giovanni. Che importa se questo frate che ora fa la voce grossa ci reggeva la staffa? Siamo 3 amici, no? E la cosa riguarda tutti e 3. Che fa tua sorella, Giovanni? Che fa? Sei scordata di me? Perché quell'imbecille di tuo padre e anche tu non le mettete in testa che uno meglio di me non lo può trovare? E poi io l'amo e la voglio. E tu, Eminenza, muoviti, muoviti, che amico sei, muoviti, vada, Annabella, va! Ne sapete sempre una più del diavolo, voi frati, per convincere i poveri cristiani. Posso chiederti io di convincere lei per me? O a te, Giovanni, non va che io diventi tuo fratello? Guarda che ti dico, che tu lo voglia o no, un giorno lo diventeremo, fratelli. Non capisci che solo una convenienza decreterà giusto che mia sorella finisca tra le braccia di questa bestia? Che sia contaminata da un animale simile a questo? E solo perché sono suo fratello di sangue le mie gioie dovranno essere bandite dal suo letto. Legittimo per lui, permesso solo a lui di portarsela a letto. Amore o non amore, farne quello che vuole. Nel suo letto sì, nel tuo no. Se è così, se tu mi dici che deve essere così, lasciami solo. Non voglio vedere più nessuno al mondo.
Se sono un mostro, lasciatemi trovare una tana la più oscura che esista. Quello! Ecco, quello sarà il mio universo cieco. L'unico dato a me. Più luminoso e pieno di stelle di tutti i tuoi paradisi. Giovanni! 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 Bonaventura! Ma che fai? Giovanni! Giovanni! Non è questa la penitenza che ti è richiesta. Tu devi vivere. Hai diritto di vivere. Vieni fuori, Giovanni. In nome di Dio, rispondi! Perduto. Io sono perduto. Più lotto con me stesso, più amo. Ora vedo che la mia rovina è certa. Tutto quello che la ragione e la volontà potevano fare a vantaggio delle mie ferite incurabili e senza sollievo, io l'ho tentato. È inutile. Io sono sempre lo stesso. Parlare o scoppiare. So ormai che non è il desiderio che mi spinge, ma il mio destino.
pressilo. Vieni qui. Dammi la mano. Camminiamo un po', ti dispiace? Perché dovrebbe? Non c'è nessuno. Noi due, soli. Dove sei stato tutto questo tempo? Non ti ho più visto. Come stai? Bene. Io sono malato. Malato da morire. Ma tu stai scherzando. Io credo che tu mi ami. Certo, lo sai. Certo, lo so. Sei molto bella. Vedo che la tua malattia è allegra. Annabella, questo non è più tempo di scherzare. Ecco, prendi questo. Colpisci qui, avanti, colpisci! Spacca, mi apri un petto. E ci troverai dentro un cuore nel quale è scritta quella verità che io non ho il coraggio di dire. Avanti, colpisci! Perché dovrei? Sei tu capace di amare? Amare chi? Me. Annabella, sono disfatto. Amore di te, mia sorella, ha turbato ogni armonia della mia quiete e della mia vita. Perché non mi colpisci? Ucciderei me piuttosto. È vero.
immagini nemmeno quello che mi è costato. Tener nascosto l'inferno che ho dentro di me. Ho maledetto la mia sorte. Ho lottato contro le 1000 ragioni del mio amore, ma è stato inutile. Non c'è scampo per me. O tu mi devi amare, o io devo morire. Tu sei mio fratello, Giovanni. Sento di amarti anche di più per questo. Cuore, sangue, lo stesso cuore, lo stesso sangue. Io so che il mio destino è segnato. Debbo vivere o morire. Vivi. Per ogni tuo sospiro, per ogni lacrima che dici di avere versato, io ne ho versate 100. E non tanto perché amavo mio fratello, ma perché io non osavo dire che lo amavo. Non osavo nemmeno pensarlo. Vieni. Giura, sulla tomba di nostra madre, che non menti, che non ti prendi gioco di me. Amami o uccidimi, fratello. Giura sulla tomba di nostra madre che non menti, che non ti prendi gioco di me. Amami o uccidimi, sorella. È la verità. È la verità. E tu giura. Lo giuro. Non ti vergogni? No. Mi vergognerei se al posto tuo ci fosse un altro. E non tu, fratello. Non chiamarmi fratello. Chiamami amore.
Chissà perché voi ragazze considerate questo inutile gioiello, che è la verginità, come una grande perdita, quando perderlo dalla gioia più grande. Perduto è nulla. E tu resti sempre la stessa. Parli così perché hai vinto senza combattere. Vorrei gridare, farlo sapere a tutti. Se il mondo avesse orecchie giuste per udire e cuore per comprendere. Il mondo non esiste. Baciami, fratello, baciami. Non chiamarmi più fratello. Chiamami amore. Vieni, vieni. Vieni. Guarda un po' nostro padre. È ora di mettere un po' d'ordine qui. C'è troppa confusione. Ecco, anche i cani sono sciolti. Via, 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 via. Ma che cosa si aspetta? Che si sfasci tutto? Che vada tutto a rotoli? Il giardino è sporco e malcurato. I campi non sono come dovrebbero essere. Ognuno fa a modo suo. Lo sapete come la penso. Tutti facciano quello che deve essere fatto e come deve essere fatto. Nessuno mi obbedisce. La colpa è vostra, che siete distratta. Chissà che pensate. E anche in famiglia non mi va. Come procedono le cose. Via! I miei figli, due teste pazze. Ecco, guardate. Giovanni che scompare di casa per giorni, va a stare al convento e non fa sapere niente a nessuno. Non sarà che quello scemo di Bonaventura lo vuole convincere a qualche frateria? Ah, per me. Ha ben altro per la testa quello. Farsi frate. Invece che a un convento, penserei a qualche letto di ragazza. Annabella? Non di razza quello. Che ne sapete voi? Come fate a conoscerlo? Tale padre. Misurate le parole. Non vi sembra di esagerare adesso? Statevene al vostro posto. Non scordatevi mai chi siete. Ah, tu eri a casa. E perché non dovrei esserci? Mi sono accorto che in nessun altro posto potrei trovare la bellezza che questa casa racchiude. Oh, vedo che cominci a rinsavire. Almeno tu, già hai qualche cosa. Dov'è tua sorella? Va a cercarla. Ho bisogno di parlarle. Ah, giusto te. Ecco i miei due veri tesori. Non credi che sia tempo di deciderti? Lasciaci soli un momento. Lo sai di che cosa sto parlando? 10 più proposte di matrimonio hai ricevuto e le hai rifiutate tutte. Quanto vorrei sapere cosa ti passa per la testa. Ti comporti come se avessi smesso di popare 3 giorni fa e non ti accorgi che ormai sei diventata una donna e che c'è bisogno di un marito. E io te l'ho trovato. Giovane, ricco, prestante. Insomma, quanto c'è di meglio. Dove hai messo l'anello che ti lasciò tua madre? Disse che avresti dovuto darlo soltanto a tuo marito. Se l'è preso mio fratello, ha detto che oggi voleva portarlo al dito. È un regalo per te. Ecco, tienilo al dito, poi ti dirò di chi è.
Dimmi di chi è quest'anello. Di uno che si è innamorato di me. Di chi è quell'anello? No, non te lo voglio dire. Annabella, dimmi di chi è quell'anello. Di uno che si è innamorato di me. Non voglio che tu lo porti. Giovanni, Giovanni. Rimandaglielo. Non dirmi che sei geloso. Te ne accorgerai questa notte quando staremo insieme. Così gli uomini muoiono in guerra, non d'amore. Eppure dovrei sposarti un giorno. Qualcuno dovrà prenderti. Tu, E se ti costringessero con la forza? con la forza potranno solo ammazzarmi. Quindi hai il coraggio di giurare che vivrai mia e di nessun altro. Te lo giuro per il nostro amore. Se solo immaginassi quanto mi sono odiosi i miei corteggiatori. Avete chiesto di parlarmi da sola. Che cosa volete dirmi? Non lo immagini, Annabella? Perché mi date del tu, ormai non sono più una bambina. Dunque? Vi chiedo perdono. Dunque, che cosa volete dirmi? Proprio non ve lo immaginate. Sì, che mi amate. E ve lo posso giurare. Mi crederete? Non è un dogma della Chiesa.
Ma non avete desiderio d'amare. Non voi. E chi allora? Questo dipende dal destino. Io sono più realista. Dico che tutto dipende da voi. Ma cosa avete in testa? Di vivere e morire così come sono. Ma è assurdo! Vi chiedo di esaudire la mia preghiera. Fatemi vivere. Per quello che mi riguarda, potete vivere anche per 1000 anni. Annabella, smettiamo questa inutile schermaglia di parole. Voi sapete che vi amo da molto tempo e sinceramente. Desidero voi per quello che siete. Non incrudelite su di me col vostro disdegno. Il mio cuore è malato. Sto male davvero. Che fate? Dove andate? Non avete detto che state male. Vado a prendervi un acquavite. Basta ora! Non vi permetto di continuare a divertirvi alle mie spalle. Io sono quanto di meglio una ragazza come voi può desiderare. Da pari a pari. State attenta perché il mio amore è vero. Mi avete frainteso. Volevo solo calmare la vostra eccitazione. Voi vi accalorate subito. Io non vi amo. Ma se può consolarvi, vi dico che se avessi potuto scegliere un uomo fra quanti hanno chiesto la mia mano, quest'uomo sareste stato voi e non altri. Io sto male. Sei ancora qua? Vattene. Vai via. Mi hai fatto passare tutta la notte qui fuori. Perché non mi vuoi ascoltare? Vai via. Non voglio sentire niente. Non mi interessa quello che devi dirmi. Invece no, invece devi ascoltarmi. Sei un frate, no? Sei frate apposta per sentire tutto il meglio e tutto il peggio che accade alla gente. E resta qui coi piedi sulla terra. Devi vedere quello che ti succede intorno. Il tuo paradiso e il tuo inferno possono aspettare. Lasciami andare. Ti sei perduto. Sei perduto. Tu stai già all'inferno. Lasciami andare. Non ti voglio vedere mai più. E se non lo dico a te, a chi altro devo dirlo allora? Annabella è incinta, capisci? Incinta di me! Smetti di parlare da frate. Che cosa devo fare? Non lo so. Non so più cosa dirti. Io non so niente. Questi sono i fatti, padre. In quanto alle persone, è meglio tacerne il nome. Di una donna così giovane,
così ricca di doni della natura, chi non direbbe peccato che sia una puttana? Ed essendo come donna prima responsabile, dovrebbe essere condotta in piazza per esservi bruciata viva come esempio di giustizia. Ma la Chiesa, che è ispirata dallo Spirito Santo, sa come concedere la sua grazia anche in casi disperati. La meretrice abbandoni una vita di peccato. Non riveda più suo fratello e sposi subito il suo pretendente. Che il bastardo nasca col nome di un padre legittimo e tutti i crismi della nostra religione. Ma è il pretendente? La Chiesa è maestra e madre di misericordia e sa come esercitare la sua saggezza e pretende ubbidienza. E l'accettazione senza riserva delle sue decisioni. Questa è la volontà della Chiesa e questa è anche la legge. Come l'ho sentita ve l'ho riportata. Aspetta. Ti riaccompagno in convento. Io non tornerò più al mio convento. Il monastero non è più posto per me. Me ne vado a elemosinare per me e per i miei fratelli. In questo modo sarò più utile alla comunità. Non voglio più incontrarti e non voglio sapere più niente di voi. La mia fede ha già vacillato anche troppo. Addio, Giovanni. Non ci rivedremo mai più. Il nostro mondo è piccolo. Ci incontreremo, che tu lo voglia o no. Forse a te sembrerà di intrarmi, ma io non ti vedrò.
la madre della mia povera moglie, i cugini di Annabella. Mia figlia Ippolita. Ehi, Giovanni. A te. Bevi alla felicità di tua sorella e alla mia. Bevi al destino che ci ha voluti i fratelli. Non posso bere. Come? Sto male! Vi prego, non insistete se non ha voglia. Bene. Non importa. Va bene così. Vi capisco. Del resto cosa ho fatto per farmi amare da voi? Niente. Mi avete sposato solo perché la vostra famiglia vi ha convinta. Io conoscevo una sola maniera per far felici le donne. Credevo che bastasse. Mi sbagliavo. A voi piace ancora giocare. Che gioco dovrò inventare con voi? Ve lo domando. Che gioco preferite? La pazienza? E io sarò paziente. O vi piace veder bruciare a fuoco lento chi vi ama? Sono d'accordo, io ci sto. Spellatemi vivo brano a brano, non mi tiro indietro. Ma saprò come conquistarvi. Di questo vi assicuro. Avete preso un marito che non potrà non farsi amare. Buonanotte. Sognino pure di mondi diversamente ordinati, gli uomini che vivono sui libri e sulle parole. Il mio mondo con lei era perfetto e felice e non l'avrei cambiato con 1000 paradisi di santi o di filosofi. La morale comune è una stupidaggine che spaventa le menti non temperate, come la frusta del maestro tiene a freno il piccolo alunno. Insegnino pure i filosofi che questo globo di terra sarà ridotto in cenere in un istante. Per me sarebbe alquanto strano vedere l'acqua bruciare. Se io riuscissi a credere questo possibile, potrei anche credere all'esistenza del cielo e dell'inferno. L'inferno non è altro che vile, sciocca paura superstiziosa. Lo posso proprio dire. E potrei anche dimostrarlo. Se i tempi futuri udranno mai della mia passione così tenace, anche se le leggi della coscienza e delle costumanze umane potranno condannarmi, quest'amore cancellerà la colpa che altrimenti sarebbe aborrita. Se io ripetessi a te, piccolo Giovanni, la storia della mia vita, perderei tempo e io non ho più tempo. Prima che mia sorella si sposasse, pensavo che ogni piacere d'amore dovesse ricevere la morte da quel contratto di nozze. No, non è stato così. Per me è ancora quella. I suoi baci ora non sono meno desiderabili del primo che le diedi, quando la libertà le dava il diritto di essere sposa, amante, sorella mia e di nessun altro. La solitudine e 1000 tormenti sono tutt'uno con me e tutto quello che mi resta. Spengiti, fulgido sole. Fa di questo giorno notte.
che i tuoi raggi dorati non vedano un evento che farebbe il loro splendore più buio di come i poeti descrivono il loro stige. Io ho il destino in pugno. Io posso fermare per sempre il tempo. Sii maschia fino in fondo, anima mia. Non permettere che la dannazione delle vecchie ipocrisie ti strappi dal cuore il coraggio che ora mi serve. Se devo crollare come una quercia carica d'anni, altri arboscelli più fragili saranno frantumati e travolti dalla mia rovina. Con me dovranno rovinare tutti. È la natura che lo vuole, non c'è da vergognarsi. E smettete di fare la bambina e diventate finalmente donna.
Che c'è? Mio fratello. Chiamatelo. No, no. Mi parevano. Perdonatemi. Sono stato brusco e volgare. Non ho ancora imparato come devo comportarmi con voi. Avete bisogno di distrarvi, di conoscere il mondo, di vedervi, di muovervi in un ambiente nuovo, in stanze più allegre. Conoscete Venezia?
Chiamatemi subito un medico. Presto. Vieni, puttana! Vieni, grandissima puttana! Se ogni goccia del tuo sangue fosse una vita, con un colpo solo le distruggerai tutte! Bagascia! Incomparabile Bagascia! Non c'era un altro uomo in tutta Mantova che potesse fare da coperchio alla tua sudicia tresca, alla tua libidine! E io dovrei essere il padre di quell'Arcibaldone che sta in fondo al tuo ventre corrotto! Proprio io! Perché? Perché questo è il nostro destino, ecco perché! Hai il coraggio di dire questo a me? Puttana! Puttana senza cuore! Stavo cercando il coraggio di confessarti in che stato mi trovavo. Sei o no incinta? E lo chiede ancora! Sì! Di chi? Di chi? Questo non lo saprete mai. Non lo saprò? Dici che non lo saprò? Ti strapperò il cuore e lo leggerò lì dentro quel nome. È un nome che non siete neanche degno di pronunciare o ascoltare se prima non vi sarete messo in ginocchio. Chi è? Voglio sapere chi è! È un angelo. Un angelo che ha generato questo maschio perché è un maschio. E dovreste rallegrarvi di avere un maschio per erede. Sei un mostro. Ammazzatemi pure. La morte più dolce è una morte per amore. Ci fossero tutti i re della terra in ginocchio a supplicare per la tua vita. Scendessero tutti i santi dal cielo a pietire per te. Non riuscirebbero a salvarti. Io sono servito da coperchio per salvare l'onore di una famiglia di disonorati. Ora capisco le nozze improvvise, ma questo scherzo non v'è riuscito bene. Tu non vivrai e non vivrà nessuno dei tuoi, né tuo padre, né tuo fratello, nessuno della tua gente.
Il mio nobile padrone porge a mio mezzo l'augurio a vostra signoria e alla vostra famiglia e vi invita ad un banchetto per festeggiare il suo ritorno e quello della sua sposa da Venezia. Io non ho paura di venire, diglielo. Come non ho paura? Digli che io voglio venire, proprio così, anzi che io verrò. Amore mio, amore mio. Fuggi, fuggi, prendi nostro padre, fuggi, non restare un momento di più in questa casa. Ti prego, vattene, vattene. È un banchetto di morte quello che è stato preparato per noi tutti. Egli sa tutto, non di te, ma di me e del bambino. Giovanni, ma non capisci? Questi vestiti preziosi non mi sono stati fatti indossare per niente. Come sei cambiata in così poco tempo? Hai trovato un marito esperto. È così, molto più bravo ad escogitare giochi notturni che due ingenui ragazzi come eravamo noi. Questa festa improvvisa non è stata preparata per spendere denaro e basta. Ma non vedi che mi tiene rinchiusa? Separata da tutti! Ma perché credi che mi abbia restituito improvvisamente la libertà? Per chi ti sei fatta così bella? Per me o per lui? Giura che non lo ami, giura! Giovanni! Salvati e salva nostro padre. Presto, presto, ti prego, non hai più tempo. Infatti non ho più tempo. Tu m'hai abbandonato. Non senti quest'aria di morte intorno? Tremi. Perché hai paura? Paura l'hanno quelli che credono nel paradiso e nell'inferno. Ma il cielo e l'inferno non esistono. Sì che esistono. Sogni. Sogni. Tu pensi che ci possa essere un altro mondo dove potremmo baciarci, conversare,
fare insieme quello che facciamo qua giù. No, non è vero. Guardami. Cosa vedi nella mia faccia? Pazzia. Pazzia! Pensieri terribili. Lacrime! Lacrime di lutto sparse sulla tua tomba. Ma sono le ultime. Perdonami. Addio. Ancora un bacio, sorella. Salvo il tuo onore. E ti uccido con un bacio. Addio, fratello. Crudele. Addio. Addio, addio. Lo sventurato frutto nel tuo grembo ha avuto da me e culla e tomba. Oh, Soranzo, hai fallito il colpo. Ti ho prevenuto. Ho ucciso un amore per ogni goccia di sangue del quale avrei dato il mio cuore. Vaga Annabella, di quale gloria risplendi nelle tue ferite, trionfando dell'infamia e dell'odio. Non esitare, mia coraggiosa mano. Compi con risolutezza l'ultimo mio gesto, il più grande. Ecco Soranzo! Prenditi finalmente il cuore di mia sorella. Soltanto così potevi averlo. Guarda. Guardalo bene. Hai paura? Come avresti tremato se tu avessi assistito allo strazio di vita e di bellezza che io ho compiuto?
È un cuore. Un cuore, signori. Un cuore nel quale il mio è sepolto. Fatti coraggio, Soranzo. È il cuore di Annabella. Te lo giuro. È il suo. Con la punta di questo pugnale. Lo vedi? Ho squarciato come un aratro il suo grembo gentile e ho preso per me la gloria di carnefice. Sei pazzo! Per 9 mesi Annabella è stata la mia sposa. 9 mesi. 9 mesi. E sono abbastanza per vivere e amare. E tu capisci? Capisci che è vero, Soranzo? Lo leggo sulla tua faccia. Le tue guance sono pallide. Portano il marchio della tua vergogna. Eri tu dunque, mostro incestuoso. Che nessuno dei suoi sopravviva!
questo è un atto di coraggio! Nessuno la sopravvive nella mia casa se non io! Imporparato di sangue di una bella sorella e di un padre infelice!
Fermati. Fermati, Soranzo. Noi tre eravamo amici. Non rammentare quella parola, frate. Io amavo Annabella. Come mi ha beffato e sepolto, ancora vivo nella vergogna. Io l'amavo, frate. Ricordatelo. Tieni gli occhi bene aperti. Guarda. Guarda per l'ultima volta il tuo amico incestuoso. Io spargerò i suoi pezzi ai corvi e ai cani randagi della palude. Non pregare per lui, frate. È inutile. Conserva le tue preghiere per bestie più degne. Inter mortuo